Buonasera, grazie per essere qui con noi per questo ultimo incontro di Ripensare la città. Ringraziamo l'Ateneo Veneto che ha ospitato questi 4 incontri, tutti dedicati al pensiero antico, come il concetto di polis elaborato dagli antichi può aiutarci a reinventare la nostra città. Ringrazio molto i nostri ospiti, in particolare il dottor Pietro del Soldà, che è un veneziano e quindi ritorna qui nella sua città per dare il suo contributo, il suo pensiero, è molto noto a tutti voi, conduttore radiofonico, docente universitario, giornalista e naturalmente filosofo. Ringrazio Sara Cianciullo, dottoranda di ricerca all'Università di Bergamo, anche lei si occupa di antichistica e quindi farà da spalla al dottor De Soldà. Ringrazio Camilla Grandi che leggerà alcuni passi dalla Repubblica di Platone e ringrazio, anche se non è qui con noi questa sera, Melania Cassan, perché insieme abbiamo elaborato questo ciclo dedicato proprio con tutto il nostro affetto alla città di Venezia. Grazie ancora, buon ascolto. Grazie a tutti per essere intervenuti anche questa sera, siete numerosissimi, ma d'altra parte un po' ce l'aspettavamo. Noi siamo tutti anche un po' emozionati per la presenza di questa sera di Pietro del Soldà, perché quando abbiamo appunto ideato insieme questo piccolo ciclo, insieme a Letizia Michelon, a Camilla e a Melania, abbiamo proprio pensato di voler concludere in un modo che fosse davvero simbolico, e abbiamo voluto fortemente Pietro del Soldà perché, oltre ad essere un personaggio chiaramente molto, molto noto e molto conosciuto, noi tutti lo ascoltiamo la mattina a Radio 3, ma abbiamo pensato che lui potesse concludere perfettamente questo ciclo, perché a partire da riflessioni su temi veramente centrali anche della filosofia antica, lui riesce nei suoi libri, nelle sue pubblicazioni, ma anche nei suoi incontri, ad essere molto molto comunicativo con il pubblico. Ve lo presento brevemente, anche se appunto non c'è bisogno. Lui è filosofo, autore, conduttore radiofonico e noi tutti lo abbiamo ascoltato a Radio 3, di cui in questo programma radiofonico di cui è autore e conduttore. Tutta la città ne parla, che va in onda dal 2011, e appunto tra i riconoscimenti alla sua carriera ricordiamo il premio Flaiano nel 2018. Vanta collaborazioni come docente universitario presso l'Università La Sapienza, Ca' Foscari qui a Venezia e Carlo Bo di Urbino, ed è prolifico autore. Tra gli ultimissimi suoi titoli ricordiamo Non solo cose d'amore, Noi Socrate e la ricerca della felicità, edito per Marsilio nel 2018, e poi Sulle ali degli amici, che è edito nel 2020, nuovissimo. Io gli lascerei la parola, non prendo altro tempo, così possiamo ascoltare cosa ha da dirci Pietro del Soldà. Grazie. Beh, innanzitutto buonasera a tutti e grazie anche per queste generose parole di introduzione. Sono molto felice di essere qui per il mio legame con questa città, in questa sala meravigliosa dove sono venuto tante volte, ma credo sia la prima volta che mi trovo a parlare da questo palco. Sono contento che siamo riusciti a fare questo incontro, che era stato programmato, se non sbaglio, addirittura prima del Covid. Sara, correggimi se sbaglio. Poi l'abbiamo rimandato infinite volte e ci siamo arrivati ora. L'incubo non è finito, ma credo che siamo stati preveggenti scegliendo la parola cura, cura di sé, cura della polis, che è ormai un patrimonio comune della collettività, non solo italiana, mondiale. Cura non solo certo dal punto di vista sanitario, tutte le ferite che la situazione assurda, eccezionale, ma che si protrae nel tempo, che stiamo vivendo, sta producendo a livello sociale, economico, psicologico dentro ciascuno di noi.
È stata usata e anche abusata in effetti la parola cura, e soprattutto dal punto di vista della professione medico-sanitaria in questo anno e mezzo, quasi 2 anni di pandemia. Forse meno la si è presa in considerazione nel suo legame profondo con la conoscenza di sé. Noi abbiamo messo insieme 2 espressioni, cura di sé e cura della polis. Dico noi perché l'abbiamo condivisa insieme con Sara Cianciullo questa idea, nella convinzione, anche con il professor Stefano Maso, che è stato il nostro trade union iniziale, perché insomma noi siamo sostanzialmente eredi di una tradizione moderna, secolare, che ci spinge a separare la cura di sé dalla cura della cosa pubblica. 2 dimensioni, quella in cui si svolge la vita individuale, la vita privata, il rapporto con i nostri desideri, i rapporti con gli amici, con le persone a noi care, e poi la sfera pubblica, nella quale siamo anche individualmente immersi in quanto cittadini, membri di una comunità. È una tradizione che non è certo il caso di scardinare, perché ad essa noi dobbiamo la conquista, il riconoscimento, la difesa dei diritti individuali, le libertà di cui godiamo. E tuttavia credo che valga la pena fare una riflessione a partire dalla filosofia antica sulla possibilità di riavvicinare il sé e la polis. Non nel senso di schiacciare l'una sull'altro, come magari alcuni progetti totalitari, organicistici del Novecento hanno fatto, schiantando letteralmente la libertà individuale, la dimensione privata, ma cercando al contrario, ponendosi questa domanda, anzi, nella cura che noi abbiamo di noi stessi, di ogni tipo, dobbiamo davvero voltare le spalle alla comunità di cui siamo parte, perché in fondo il punto è proprio questo. A lungo, nei primi mesi della pandemia in particolare, lo ricorderete, si è detto forse ne usciremo migliori almeno da questo punto di vista, ne usciremo meno individualisti, apprenderemo come i nostri gesti individuali, le cose che facciamo come singoli, possono avere una ricaduta immediata nella comunità di cui facciamo parte, banalmente veicolare il virus e contagiare il prossimo, quindi anche singoli e semplici gesti come quelli della prevenzione sanitaria sono anche dei gesti di responsabilità collettiva. Il singolo è parte della comunità e questa terribile fase della nostra storia potrà forse lasciarci un lascito, cioè la consapevolezza che siamo e sempre membri di qualcosa di più grande di noi, siamo parte attiva di una comunità. Io non so se questo risultato sia mai arrivato, se davvero il Covid ci abbia reso più consapevoli del nostro essere, oltre che individui, cittadini, e ci abbia dunque anche reso evidenti le nostre responsabilità, per quanto piccole e infinitesime, nella qualità di vita della comunità. La domanda rimane aperta. Senza dubbio però è utile, io lo faccio da tanti anni, da quando studiavo filosofia in questa università, il confronto con alcuni testi del pensiero classico greco, e in particolare con i dialoghi di Platone. Utile può essere, dicevo, il confronto per ottenere non tanto delle risposte o delle indicazioni. C'è anche una moda diffusa nel andare a cercare nel pensiero antico le ricette per risolvere i nostri problemi quotidiani, per affrontare i nodi critici, per capire come dobbiamo vivere. Nulla di tutto questo noi possiamo trovare per esempio nei dialoghi di Platone, che peraltro sono dei dialoghi, non sono dei contenitori di dottrine già fatte che noi dobbiamo assorbire passivamente. Sono però proprio per questo utili nella loro radicale anche in attualità, il fatto che non riusciamo mai ad acciuffarli, a coglierne un significato unitario, utili perché ci chiamano ad agire. Io ho sempre pensato ai dialoghi di Platone come a dei dispositivi che il lettore ha in mano. Il lettore viene chiamato a mettersi in gioco intorno agli argomenti di cui Socrate discute con i suoi interlocutori, tirando in ballo la propria vita, la propria esperienza, il proprio tempo, il proprio contesto. E allora su questo fronte, quello del rapporto tra il sé e la polis, tra la cura che possiamo avere di noi stessi singolarmente e la cura della cosa pubblica, c'è un testo in particolare che ho scelto tra i tanti possibili di Platone, dal quale Camilla Grandi tra poco leggerà alcuni brani, nel quale si rende evidente come non sia possibile immaginare né la conoscenza e la cura di se stessi senza la
cura della polis e la piena consapevolezza che si è anche cittadini, e neppure al contrario è possibile dedicarsi alla vita politica, avere, diciamo, tra i propri interessi la polis, senza che vi sia anche la capacità di conoscersi, ascoltarsi e curarsi di sé, qualunque cosa ciò significhi. Il dialogo è un dialogo della cui anche paternità, insomma, c'è stato un dibattito secolare sull'attribuzione di questo testo, l'Alcibiade Maggiore a Platone, nel quale non entriamo, e lo diamo per buono come un testo, perché sicuramente lo è, di Platone, nel quale ritroviamo il suo maestro Socrate a confronto con un personaggio che non è affatto secondario, né nella storia di Atene, per quello che combinerà quando diventerà adulto, né come giovane amato da Socrate in questi dialoghi. L'Alcibiade Maggiore che porta il suo nome, ma anche e soprattutto il Simposio. Un pupillo, il figlio di Clinia, un ragazzo di 20 anni che ha avuto come tutore niente meno che Pericle e che sorprendiamo in questo testo, l'Alcibiade Maggiore, mentre sta per entrare nella vita politica. Lo possiamo immaginare nei suoi 20 anni, sta per esordire di lì a pochi giorni quando Socrate lo incontra e comincia a parlargli nell'assemblea ateniese con l'intenzione non solo di prendere la parola, di dare consigli ai suoi concittadini. Lui nutre un progetto molto più ambizioso e Socrate lo smaschera subito. Lui vuole entrare in politica e avere successo e avere potere. È sicuro di farcela, una grande considerazione di sé. Sa che lui seduce, le sue parole possono persuadere chiunque, è bello, è ricco, è potente, ha avuto appunto addirittura Pericle come tutore, e sulla base di questa considerazione che ha di se stesso si vede destinato a un successo senza limiti. Socrate lo incontra, gli dice ascoltami, io so dove tu vuoi arrivare, vuoi entrare nella vita politica ma non per curarti della polis, vuoi ottenere un successo senza limiti, vuoi superare lo stesso Pericle, vuoi essere il primo tra gli ateniesi e poi non ti basterà, vorrai essere il primo tra i greci, nell'intera Europa, solo il confronto con i re di Persia forse ti renderà un po' modesto, ma non ti fermerai mai. Il problema qual è? Che questo ragazzo, del tutto ignaro di sé e della polis, ha solo una gran voglia di successo, vuole il potere e l'affermazione piena, vuole che tutti riconoscano il suo straordinario valore. Dove sta il nodo critico? Socrate gli dice: ma tu che cos'hai da dare alla città? Sei forse un esperto di strategia militare, un esperto delle tecnai, delle varie arti e scienze particolari che impegnano i cittadini, l'agronomia, l'economia, la costruzione di navi. C'è qualcosa su cui tu puoi davvero dare un consiglio, un parere esperto? E in effetti Alcibiade, sollecitato dalle domande di Socrate, comincia a vacillare nella sua certezza, perché si rende conto che lui non sa niente, lui sa leggere e scrivere, suonare la cetra e fare la lotta. Queste sono le 4 cose che Socrate gli riconosce, le competenze. Oggi si parla molto di competenti al potere. A partire da questa radicale incompetenza, cosa può dare di utile Alcibiade alla città? Questa è la prima botta che Socrate dà al ragazzo così pieno di sé ed arrogante. Dopodiché lo convince, con un botta e risposta, come al solito, anche un po' estenuante per noi lettori, che forse è il caso di fermarsi, di rimandare il suo ingresso in assemblea, il suo diventare un uomo politico, anche perché non ha nessun senso avvicinarsi alla politica senza conoscenza, ma non senza una conoscenza qualunque, bensì in primo luogo senza la conoscenza di sé, perché se Alcibiade non conosce se stesso, né conosce ciò che davvero gli appartiene, non sa che cosa è utile per sé. Ma se non sa che cosa è utile per sé, come potrà mai sapere cosa è utile per la città? Dunque, requisito fondamentale per accedere alla vita politica è innanzitutto conoscere se stessi, rispondendo al famoso motto iscritto sul tempio di Apollo al santuario di Delfi, di cui avrete certamente sentito parlare: conosci te stesso. Alcibiade accetta la sfida perché Socrate ha un ascendente su di lui e si lascia dunque condurre in questo percorso
lungo, difficile, tortuoso, alla ricerca del sé. Che cosa è mai questo se stesso che noi dobbiamo conoscere prima di poter accedere alla vita politica? Prima di dare la parola a Camilla, fammi dire soltanto questo, perché ora lo sentiremo, un pezzo di questo dialogo dal vivo tra i due. Nella ricerca, a un certo punto, in effetti, arrivano a un risultato. Capiscono che l'uomo, dice Socrate insieme ad Alcibiade, è la sua anima, dunque non è il suo corpo, né tantomeno è le cose che appartengono al suo corpo. Questo è un passaggio fondamentale che viene spesso utilizzato, Sara me lo potrai confermare, nella storia delle interpretazioni come la base per dire il dualismo platonico, la separazione netta, proprio ontologica tra l'anima e il corpo, l'uomo e la sua anima. Il corpo è soltanto uno strumento a disposizione dell'anima. Va detto subito però che in realtà questo dualismo così rigido, che sembrerebbe offrire in effetti un risultato, almeno abbiamo capito che cos'è il se stesso, è l'anima, no? In realtà viene subito incrinato da Socrate, che spesso, quasi sempre, quando raggiunge un risultato, poi lo mette in discussione. E dice ad Alcibiade, in realtà quello che abbiamo ottenuto non è un risultato soddisfacente, c'è un vizio di forma nella nostra ricerca. Siamo infatti andati, ci siamo lasciati guidare dalla ricerca di che cos'è in sé ogni singolo, en auto è l'espressione greca. E allora se noi procediamo, cosa vuol dire in concreto? Prendendo una persona, quasi astraendo l'essere umano dalle relazioni, dal contesto in cui è immerso, lo facciamo oggetto di una ricerca come se fosse su un tavolo anatomico e lo sezioniamo, lo analizziamo, astraendolo dalla sua stessa vita, dalle relazioni di cui la sua vita è fatta, facilmente approderemo a questa definizione, l'anima separata dal corpo, l'uomo è l'anima, il corpo è un suo strumento. In realtà però, così procedendo, e questo è un passaggio decisivo, spesso trascurato dalla critica, Socrate dice abbiamo commesso un errore, abbiamo in realtà mancato il vero oggetto della nostra ricerca, il se stesso che noi andiamo cercando, lo abbiamo, dice proprio, trascurato. Questo è un indizio che dunque la ricerca del sé, della conoscenza di sé, prerequisito per entrare in politica, richiede un altro tipo di approccio, un altro tipo di sapere, un'altra forma del conoscere, che non è la teoria astratta che si concentra sull'essere umano come oggetto passivo della ricerca. C'è altro in gioco e quest'altro emerge, affiorerà nelle parole di Socrate che stiamo per ascoltare. Se uno ama il corpo di Alcibiade, non ama Alcibiade, bensì una delle cose che gli appartengono. Dici il vero. Invece ti ama solo chi ama la tua anima. Questo deriva necessariamente dal ragionamento fatto. Ma chi ama il tuo corpo non ti abbandona forse quando sfiorisce? Invece chi ama l'anima non se ne va finché essa procede sulla via del meglio. Naturalmente. Ecco, io sono colui che non ti abbandona, ma rimane quando il tuo corpo sfiorisce mentre gli altri si sono allontanati. E fai veramente bene, Socrate, non mi abbandonare. Cerca allora di essere bello quanto più è possibile. Cercherò senz'altro. La situazione è questa. Alcibiade, figlio di Clinia, non ha avuto né ha, come sembra, nessun amante, tranne uno solo, e degno di essere amato, Socrate, figlio di Sofronisco e di Fenarete. Ma non mi avevi detto che ti avevo preceduto di poco, perché tu per primo avevi l'intenzione di avvicinarti a me, volendo sapere perché mai io soltanto non ti abbandoni? Era proprio così. La causa è questa. Soltanto io ero innamorato di te, mentre gli altri lo erano di quello che ti appartiene. Ma ciò che è tuo comincia a perdere la floridezza giovanile, mentre tu incominci a fiorire. E ora, se non ti lascerai corrompere dal popolo di Atene e non diverrai peggiore, non ti abbandonerò. Proprio questo è ciò che soprattutto temo, che tu ti faccia corrompere diventando amante del popolo.
A molti ateniesi di valore, infatti, è già capitata una simile sorte, perché il popolo del magnanimo Eretteo ha un bell'aspetto, ma bisogna osservarlo quando si è tolto la maschera. Prendi allora le precauzioni che ti suggerisco. Quali? Innanzitutto, mio caro, esercitati e impara ciò che si deve conoscere per entrare nella vita politica. Tuttavia non farlo prima. Entra in politica solo quando possiedi l'antidoto all'amore del popolo, così non correrai alcun pericolo. Mi sembra che tu dica bene, Socrate. Cerca però di spiegarmi in quale modo potremo prenderci cura di noi stessi. Ebbene, un primo passo in avanti l'abbiamo fatto. Su quello che siamo, infatti, abbiamo raggiunto un accordo conveniente, mentre temevamo, caduti in errore su questo, di prenderci cura senza accorgercene di qualcosa di diverso, ma non di noi stessi. È così. E poi abbiamo convenuto che ci si deve curare dell'anima e mirare a questo. Invece la cura del corpo e delle ricchezze deve essere lasciata ad altri. Come no? In che modo dunque si potrebbe cogliere questa verità il più chiaramente possibile? Perché mi sembra che, comprendendola, conosceremo anche noi stessi. Forse, tuttavia, per gli dèi non comprendiamo bene il giusto precetto di Delfi appena ricordato? Che cosa intendi con queste parole, Socrate? Ti esporrò le mie supposizioni su quello che tale precetto ci vuole dire e consigliare. È infatti probabile che di questo non si trovino altri esempi se non nella vista. Che cosa intendi dire? Rifletti anche tu. Se essa, nel consigliare il nostro occhio come se fosse un uomo, dicesse «Guarda te stesso», come dovremmo intendere tale esortazione? Non sarebbe nel senso di mirare a ciò in cui l'occhio, guardando, vedrebbe se stesso? È chiaro. Ebbene, consideriamo quale sia l'oggetto volgendoci al quale possiamo vedere insieme sia lui sia noi stessi. È chiaro, Socrate, che si tratta degli specchi e degli oggetti di tale specie. Dici il vero. Ma forse anche nell'occhio con cui vediamo non vi è qualcosa di simile? Senz'altro. Non hai notato allora che il volto di chi guarda nell'occhio appare riflesso, come in uno specchio, nella parte dell'occhio di chi si trova di fronte, che chiamiamo anche pupilla, dato che è un'immagine di colui che osserva? Ciò che dici è vero. Pertanto, se un occhio ne contempla un altro e guarda dentro la sua parte migliore, con cui anche vede, può osservare se stesso? Mi sembra di sì. Se invece osserva un'altra parte dell'uomo o degli esseri, fatta eccezione per quella che gli è simile, non vedrà se stesso. Se dunque l'occhio vuole vedere se stesso, deve guardare nell'occhio e in quella parte in cui nasce la forza visiva, che è la vista. È così. Ma allora, caro Alcibiade, anche l'anima, se vuole conoscere se stessa, deve guardare nell'anima e soprattutto in quella parte in cui sorge la virtù dell'anima, la sapienza, e in altro a cui questa assomigli. Mi sembra di sì, Socrate. Possiamo perciò dire che vi sia una parte dell'anima più divina di quella in cui hanno sede il conoscere e il pensare? Non è possibile. Ebbene, questa parte è simile al Dio. E chi la contempla e conosce tutto ciò che è divino, Dio e il pensiero, giunge quindi a conoscere anche se stesso il più possibile. Grazie. C'è un mondo dentro questo passaggio e questo estratto dell'Alcibiade Maggiore. Non è mai facile estrapolare da Platone un pezzo di dialogo e drammatizzarlo e renderlo anche lineare
è comprensibile, però alcune cose immagino vi siano arrivate. L'amore del popolo come un pericolo per chi vuole entrare in politica, perché se tu sei mosso da quel narcisismo che cerca soltanto conferma in un consenso passivo, sei destinato al fallimento, sei destinato a ridurre la politica a mero potere per soddisfare dei desideri e niente più, certo non alla cura della polis. E qual è l'antidoto a questa cosa? La conoscenza di sé che, come avete sentito da questa immagine che è quasi vertiginosa e ubriacante, uno deve leggerla varie volte per capirla, non è affatto un intimistico rinchiudersi nella propria stanzetta guardandosi dentro. La conoscenza di sé a cui Socrate fa qui riferimento non è né un'attività teorica astratta, una psicologia che penda l'uomo come se fosse appunto un oggetto di studio e lo sezioni, lo analizzi, ne teorizzi sopra, ma non è neppure qualcosa che si compie in solitudine. Quel riferimento alla vista è decisivo. E per capire cosa vuol dire conoscenza di sé fa riferimento a quel guardare che l'occhio fa, cercando se stesso. L'unica modalità, l'unica metafora utile, l'unica immagine della conoscenza di sé è che il guardare dell'occhio che per vedere se stesso deve inevitabilmente rispecchiarsi, ma dove si rispecchia? Non in una qualunque superficie riflettente, bensì in un altro occhio. Ma se noi guardiamo un occhio di fronte a noi, com'è che possiamo davvero rispecchiarci in esso? Soltanto in un caso, se la pupilla di chi mi sta di fronte è perfettamente allineata alla mia. E io mi posso dunque vedere microscopico all'interno di quel buco nero che abbiamo al centro del nostro occhio. Ma cosa vuol dire questo? Che se ciò accade, la superficie riflettente, lo specchio, l'altro occhio, sta facendo lo stesso con me. Cioè io posso rispecchiarmi in te solo nell'esatto momento in cui tu ti stai rispecchiando in me, solo quando le nostre due pupille sono aperte e puntate l'una sull'altra. E non ci deve essere neppure un'alterazione dell'altitudine, non c'è gerarchia, devono essere sullo stesso piano, è un reciproco vedersi nell'occhio dell'altro, è un vedere che non si può svolgere in solitaria, che è un'attività conoscitiva che non posso mettere in atto da solo. Esiste solo quando è condivisa, plurale ed è precondizione a una riconoscersi insieme. Cioè da solo io non mi conosco, non mi posso curare di me stesso, non posso dunque mettere le mani su quell'antidoto di cui Socrate parla ad Alcibiade, che impedisce di degenerare nel populismo, diremmo oggi. Quella condizione della buona politica è un conoscere davvero noi stessi, che non è né l'intimistico rinchiudersi nel proprio cantuccio per ascoltare i desideri, le inclinazioni voltando le spalle al mondo, né un esercizio, diciamo, teorico o scientifico di studio dell'anima. Non è né l'una né l'altra cosa, è un gettarsi nell'altro. Questa è un'immagine meravigliosa perché, anche se Socrate non lo dice, lui ci fa capire che questo vedere è inevitabilmente anche subito un esser visto. Io vedo se sono visto, se non sono visto neppure vedo, perché non ho la possibilità di riconoscermi in quella particolare superficie specchiante che è la pupilla dell'occhio di colui che mi sta di fronte, che è a me unito da un rapporto, introduco una parola su cui tornerò in conclusione, di filia, di amicizia, che è, come dice Socrate anche in questo dialogo, la possibilità stessa perché si dia politica. Io adesso darei di nuovo la parola a Camilla per ascoltare un ultimo brano, che è di poco successivo a quello che abbiamo appena ascoltato, nel quale entra in gioco la politica quella vera, perché Socrate fa capire ad Alcibiade che non si sta appunto parlando soltanto di cose personali, non gli sta suggerendo di andare in terapia, insomma, quando gli dice che deve conoscere se stesso, ma in questo reciproco rispecchiarsi, questa immagine anche un po' vertiginosa, si gioca la sorte stessa della polis. Cioè la città, che non è un qualunque aggregato umano, ma è il luogo dove insieme gli esseri umani possono perseguire il loro bene,
si risolve all'interno di questo movimento di reciproco rispecchiamento, di questo conoscersi insieme. Non è dunque soltanto una piccola attività umana, ma è l'orizzonte intero che consente il dispiegarsi di una vera polis. Se non c'è questo reciproco rispecchiamento non c'è vera politica e la comunità che unisce gli umani non è una vera polis. Senza conoscere noi stessi e senza essere temperanti, potremmo forse sapere che cosa vi sia in noi di buono e che cosa di cattivo? E come potrebbe accadere, Socrate? Senza conoscere Alcibiade, mai potremmo sapere se ciò che riguarda Alcibiade sia davvero suo. Davvero impossibile per Zeus. E quindi non potremmo nemmeno sapere se ciò che è nostro sia davvero nostro, se non conosciamo noi stessi. E come potremmo? Ma se non conosciamo ciò che è nostro, non conosceremo neppure ciò che vi è connesso. Non mi sembra. Pertanto, poco fa abbiamo sbagliato nel convenire che vi sono alcuni che non conoscono se stessi, ma conoscono ciò che è loro proprio, e altri che conoscono ciò che ne dipende. Sembra infatti che spetti a una sola persona e a una sola arte il considerare sé, ciò che è proprio e ciò che vi si collega. Ma allora, chi non conosce quel che davvero gli appartiene, ignorerà anche ciò che appartiene agli altri per ragioni analoghe. E come potrebbe essere diverso? E se costui non conosce ciò che appartiene agli altri, ignorerà anche ciò che è proprio della città. È necessario. Perciò non potrebbe essere un uomo politico. Senz'altro no. E nemmeno un amministratore di affari domestici. No, di certo. E non saprà nemmeno che cosa fa lui quando agisce. Proprio no. E se non sa, sbaglierà? Certamente. E se sbaglia, non si troverà male, sia nella vita privata sia in quella pubblica? E come no? Ma trovandosi male, non sarà infelice? Proprio. E coloro di cui egli si occupa? Anche questi. Pertanto non è possibile, se non si è temperanti e buoni, essere felici. Non è possibile. Perciò gli uomini cattivi sono infelici. Dunque, all'infelicità non sfugge chi diventa ricco, bensì chi diventa temperante. È chiaro. Allora Alcibiade, le città non hanno bisogno né di mura, né di triremi, né di cantieri per essere felici, né di popolazione numerosa, né di grandezza senza virtù. Senz'altro no. Se hai intenzione di occuparti della città in modo retto, ebbene, devi rendere partecipi i cittadini della virtù. Però uno potrebbe rendere partecipi altri di ciò che non ha. Perciò tu devi innanzitutto acquistare la virtù. E questo deve fare chiunque voglia governare e curarsi non solo di sé e di ciò che gli è peculiare, ma anche della città e delle funzioni pubbliche. Dici il vero. Non devi allora procurare a te stesso e alla città né la libertà né il potere di fare ciò che ti pare, bensì la giustizia e la temperanza. Difatti, comportandovi secondo giustizia e temperanza, tu e la città agirete in modo gradito al Dio. E, come si diceva prima, nell'agire guarderete a ciò che è divino e luminoso. Mi pare. Ma rivolgendo lo sguardo lì, vedrete e conoscerete anche voi stessi e il vostro bene. Sì. E allora agirete secondo rettitudine e bene? Sì. Desidero anche garantirvi che agendo in tal maniera sarete felici. Sei davvero un garante sicuro. Se invece vi comporterete ingiustamente mirando a ciò che è empio ed oscuro, come è ovvio, agirete in modo simile, ignorando voi stessi. È naturale. Perché, caro Alcibiade, a chi abbia il potere di fare quello che gli pare, ma non abbia intelligenza, che cosa capiterà probabilmente, sia come privato sia come città? Ad esempio, a un malato che abbia il potere di fare ciò che vuole,
privo di conoscenze mediche e che spadroneggi senza essere rimproverato, che cosa accadrà? Non succederà forse, come è naturale, che rovini il proprio corpo? È vero. E in una nave, se uno che abbia il potere di fare quello che gli pare fosse privo di intelligenza ed incapace di pilotare, non vedi che cosa capiterebbe a lui e ai suoi compagni? È chiaro, morirebbero tutti. Ebbene, allo stesso modo, in una città e in tutti i tipi di governo e di potere, privi di virtù, si avranno come conseguenza delle disgrazie? È necessario. Grazie. Camilla Grandi, i riferimenti ce n'è qualcuno che è anche di bruciante attualità, quello delle competenze mediche, no? E siamo diventati tutti noi garanti della nostra salute, soprattutto chi non si fida delle autorità sanitarie, ma si potrebbero dire anche qui molte cose, raccogliere molti spunti, invece io devo andare a chiudere perché poi tra poco ascolteremo le ben più piacevoli note di Letizia Michelani. Però una cosa la voglio dire. In questo brano Socrate dice ad Alcibiade: le città non hanno bisogno di cantieri, di triremi, di nuove case, non hanno bisogno di ricchezza, di espansione, di popolazione numerosa se non c'è alla base la virtù. Ma che cos'è questa virtù? È appunto quella cura di sé che non è un'attività egoistica, ma è un reciproco curarsi del proprio bene basato su quel rispecchiamento di cui parlavo prima. Questa cosa, questa azione che è ciò a cui Socrate dedica la propria intera esistenza, è la cifra stessa ad un tempo della felicità individuale e della felicità politica. Non c'è cura di sé, non c'è cura della polis se non c'è questo. La parola con cui concludo, che è mia grande passione e a cui ho dedicato anche appunto il mio libro più recente, uscito l'anno scorso, filia, amicizia, su cui poi si dilungherà molto soprattutto Aristotele dopo Platone, ma che già appare nei dialoghi, è la chiave, perché il rapporto che unisce gli amici è appunto ciò che spiega da un lato il reciproco rispecchiarsi dei singoli e il far sì che questo rispecchiamento diventi il cemento della polis, come dirà Aristotele. Non c'è polis senza filia. Aristotele è quello che nell'Etica Nicomachea tematizza e per primo esplicita qualcosa che in Nuce e Platone c'è già. La concordia tra i cittadini è una forma d'amicizia. L'amicizia non è cosa privata come tendiamo a viverla noi, un rapporto magari di reciproco rispecchiamento ma che rimane lì, in quella specie di giardino protetto della nostra vita che è il rapporto con gli amici, quasi voltando le spalle alla dimensione pubblica. Al contrario, è il luogo dove si svolge la polis. Se non c'è filia non c'è polis, dice Aristotele. Pensate, lui dice addirittura in questo senso in continuità con Platone, poi Aristotele ne dice anche dure a Platone criticandolo, però l'amicizia, la filia, questa parola greca che noi traduciamo sulla scorta dei latini con amicizia, è così importante che i saggi legislatori la tengono in maggior conto della giustizia, cioè per il buon vivere di una comunità è più importante l'amicizia tra i suoi membri che non il rispetto delle leggi. E poi ancora, in un altro passaggio dell'Etica Nicomachea, l'amicizia è la messa in pratica della felicità, perché non è, badate, solo un vincolo affettivo. Non è un volersi bene ciò che unisce gli amici, ma è un momento di, anche per Aristotele, reciproca conoscenza e praxis, azione, è uno sporcarsi le mani, è un provare a mettere le mani nel fango del mondo e tutti i suoi problemi cercando di perseguire il proprio e l'altrui bene insieme. Questa è l'amicizia, quindi una vocazione intimamente politica senza la quale non c'è polis, che noi siamo abituati, sulla scorta di una lunga e secolare tradizione, invece a separare dalla sfera politica e che forse invece potremmo ricominciare a valutare come il punto di partenza, anche forse per prenderci davvero cura una buona volta di noi stessi e della polis in cui viviamo. Grazie. Grazie infinite a Pietro
e ero sicura che lui potesse condurci un'altra volta in questa riflessione attraverso gli antichi, in una riflessione che poi si riflette nel nostro tempo. Siamo noi che ancora una volta dobbiamo uscire da quello che è, come lui ha detto, il giardino delle nostre ristrettissime conoscenze. Quante volte ormai la filia che noi conosciamo è soltanto quella che è legata al nostro interesse personale ed immediato. Abbiamo avuto modo di riflettere anche con Franco Ferrari la scorsa volta su quanto invece il governante debba essere colui che in primo luogo non vuole il potere, perché non vuole la soddisfazione personale. Il potere non è la soddisfazione dei suoi bisogni immediati e personali, ma colui che dovrebbe e potrebbe governare la città è colui che è in grado di pensare universalmente, ovvero di conoscere qual è il bene non per se stesso ma per la comunità. Per cui qual è il modello che corrisponde di più alla natura umana? Siamo rimasti e rimaniamo ancora con questa domanda. Qual è il modello che corrisponde di più alla natura umana? È quello cooperativo o è quello competitivo? Allora è un'altra domanda gigantesca che riguarda noi oggi, ma straordinariamente anche l'umanità con cui si confronta Socrate, perché come forse saprete o ricorderete, Socrate di continuo dialoga soprattutto con alcuni campioni, diciamo, della democrazia ateniese e con i sofisti, che sono questi intellettuali, oratori, che incarnano esattamente un modello di vita, come dice Protagora per esempio nel dialogo omonimo, intesa come una gara. Ciò che conta è superare gli altri, apparire migliori, ottenere più successo e attraverso questo anche ottenere i mezzi per soddisfare i propri desideri, perché in buona sostanza la felicità dalla gran parte dei concittadini ateniesi, almeno visti da Socrate, dal Socrate di Platone, aspira solo a questo, cioè i mezzi per soddisfare il più possibile i propri desideri, allontanando lo spettro di quello che è sempre il peggiore dei mali, che è la rinuncia. Non l'ingiustizia o l'infelicità, ma la rinuncia a un desiderio. Da questo punto di vista la logica iperindividualista, anche se usare la parola individuo e individualismo per il mondo antico è chiaramente una forzatura, tuttavia è già presente e basata su un modello competitivo. Protagora dice la vita è una gara, lo fa capire insomma. Noi attraverso la lezione di Socrate, confrontandoci con lui, mettendoci del nostro quando leggiamo questi dialoghi, siamo condotti a capire che chi invece identifica la felicità come una conquista solitaria e una gara contro gli altri, manca completamente l'obiettivo, rimane in quella condizione di cui dicevamo prima, ignora se stesso, ignora dunque anche ciò che gli è proprio e ciò che veramente gli appartiene. Non ha idea di che cosa sia veramente vantaggioso per sé, proprio perché innanzitutto non si conosce. Grazie. Grazie a tutti. Adesso noi lasciamo il palco a Letizia Michelon, che questa sera ci onora e ci omaggia della sua musica, quindi concludiamo con questa seconda parte. E abbiamo di Friedrich Chopin un notturno in mi minore, opera postuma. Grazie. Grazie.